Abbiamo invitato Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento e di Bibione, che è qui nei nostri studi. Dunque, tra l'altro, nei giorni scorsi avete approvato una specie di protocollo, se non sbaglio, una campagna di informazione contro l'abusivismo. Sì, abbiamo voluto incidere anche sulla parte della richiesta di questi prodotti venduti da parte dei venditori abusivi. La campagna si intitola Illegal No Thanks, quindi invitiamo i turisti e tutti coloro che frequentano le nostre spiagge a non acquistare merce che potrebbe essere, anzi l'è purtroppo, di illecita provenienza. Una campagna importante che dovrebbe scaturire fra qualche settimana in un'azione dimostrativa anche interessante lungo la spiaggia. Come sta andando la stagione secondo lei? L'altro giorno abbiamo dato le notizie di cronaca, non mancano mai. Certo, è stato molto preoccupante quell'incendio di Via Marte, tra l'altro noi abbiamo dato la notizia stasera che l'incendio è sicuramente doloso, anche se non si riesce a recuperare la causa di questo incendio. Non sarebbe il primo incendio, tra l'altro, lì in Via Marte, proprio di fronte a quel condominio. Penso che comunque a livello di sicurezza Bibione sia al top, insomma. Direi di sì, per tante ragioni. Sono casi isolati questi, no? Assolutamente certo. Sì, assolutamente sì. La sicurezza è una delle nostre priorità sotto ogni profilo, da quello sanitario a quello della sicurezza proprio delle forze di polizia, a quella sociale e quant'altro. La stagione sta andando benino, naturalmente i conti si faranno alla fine. Però siamo tutti impegnati, imprenditori, amministrazione, tutto il comparto per riuscire al meglio a offrire migliori servizi ai nostri turisti e ai nostri frequentatori. Servizi che forse in questi anni di alternanza tra amministrazione e commissariato forse non sono stati adeguati? C'è stato magari un buco, c'è un buco da recuperare per Bibione secondo lei? Sì, secondo me c'è un gap da recuperare, questa purtroppo non politica per le note vicende certo. che tutti conosciamo ha portato forse un po' ad un blocco di alcuni meccanismi che prima erano automatici e che costituivano la qualità, peraltro la base, la qualità dei nostri servizi. Vogliamo recuperarli in fretta e porci a livello internazionale con quella immagine che sempre Bibione ha avuto. Come va il dialogo con le altre amministrazioni, quella provinciale in particolare e quella regionale? È uno degli elementi che cerchiamo di ricostruire, nel senso che, come dicevo prima, non vorrei ripetere la stessa frase, ma questa non politica, questo non governo del nostro comune ha fatto sì che qualche filo si spezzasse proprio per i rapporti che ci devono essere di solidarietà istituzionale che dobbiamo recuperare in maniera assolutamente trasversale per il bene del nostro territorio e della nostra comunità. Perché io noto ad esempio, soprattutto quando arrivano molti comunicati dalla provincia sì. oppure anche dalla regione, si parla tantissimo di Jesolo. Sì. Bibione non viene quasi mai menzionata, è colpa di questo gap di cui parlava prima? Io ritengo di sì. Jesolo, sempre Jesolo. Caule, Sottomarina e Bibione non esistono quasi. Mi sembra un po'. Purtroppo le devo dare ragione, ma non intendiamo rimanere fermi al palo. Cosa ha più Jesolo di Bibione? Questo credo che risponderanno i turisti. Certo, e stanno già rispondendo perché Bibione è la seconda spiaggia d'Italia. La seconda spiaggia d'Italia, che speriamo naturalmente che venga confermata in questa Un po' di rispetto in più per Bibione da parte degli organi istituzionali. Lanciamo questa fatto da lei, io mi allino immediatamente, e faccio mia questa sua richiesta. Ringraziamo dunque Pasqualino Codognotto per la sua disponibilità e gentilezza.